Oggi è il giorno di Santa Arianna. Il nome Arianna deriva dal greco e significa casta, molto sacra, pura. Oggi, 18 settembre, è la giornata mondiale per il monitoraggio delle acque. Inizialmente veniva celebrata il 18 ottobre in riconoscenza dell'anniversario della US Clean Water Act, emanata dal Congresso nel 1972 per ripristinare e proteggere le risorse idriche del paese. A partire dal 2018 il programma Earth Eco International incoraggia a svolgere attività di monitoraggio durante qualsiasi periodo dell'anno, tra la fine di marzo e la fine di dicembre. La scelta di Trieste non fu casuale, ma altamente simbolica. In una città con forte presenza ebraica, il 18 settembre del 1938, Benito Mussolini, sulla scia del consolidamento dell'alleanza con la Germania nazista, da un palco con l'enorme scritta Dux, annunciò le leggi razziali davanti a una folla oceanica e osannante. Non una sorpresa per gli italiani, bombardati da una crescente propaganda antisemita. Buongiorno ai 12, oggi il reticolato planetario si disegna come un bellissimo aquilone pieno di aspetti e di tanti sentimenti, a volte anche un po' contraddittori. Vediamo chi dei 12 segni zodiacali riesce a volare più in alto. Ariete, nonostante le contraddizioni e le energie contrastanti dello zodiaco che per adesso convergono su di voi, siete assolutamente tra i più svettanti nello zodiaco, proprio perché oggi è una giornata in cui potrete ottenere moltissimo, soprattutto le gratifiche e un coronamento professionale che per voi sarà importantissimo. Toro, per voi oggi la condizione della Luna e di Venere sono un po' dispiacevoli, le sentite a volte un po' come nemiche, ancora non del tutto fluide, ma oggi avrete una prova d'amore e di rassicurazione e siete vicini a dei traguardi, a degli obiettivi che da tempo rincorrevate. Gemelli, voi siete tra quelli che volano più in alto sicuramente, proprio perché il reticolato planetario dà forza ed energia da più parti nello zodiaco. Solo Venere sembra essere abbastanza agguerrita nei vostri confronti, proprio perché le discontinuità e gli imprevisti oggi in amore proprio non li gradirete. Cancro, per voi inizia una fase decisamente molto più concreta, dovete avere le idee chiare, decidere finalmente cosa mettere nella vostra vita che sia afferente ad un piano oggettivo, cosa può migliorarvi e cosa può farvi gioco in una situazione in cui avete bisogno di un consiglio, soprattutto in merito alla vostra vita sentimentale. Leone, la Luna oggi è più carezzevole nei vostri gradi e tenta timidamente di parlare con Saturno e Nettuno, il che significa che godrete di una profondità maggiore e più delicata nei sentimenti e saprete calarvi anche di più nei panni degli altri. Vergine, la vostra giornata oggi è una giornata con una Luna un po' pensierosa, quasi sospettosa in amore, seppure ricevete ancora la pressione forte di Saturno e Nettuno su Sole e Mercurio nei vostri gradi. Il vostro Mercurio ha già voglia di fuga e di cambiare un po' le regole di ciò che vi costringe a una routine che sopportate sempre meno. Bilancia, la vostra giornata oggi si avvale di una luna abbastanza solidale, una luna che tenterà in serata di placare un Marte che ancora attende risultati. Il sostegno del partner sarà fondamentale, lo avrete, ma non tutto potrà essere armonico, soprattutto se avete a che fare con dei gruppi societari o con un problema che riguarda la famiglia o una coralità di persone.
Scorpione, per voi la luna oggi comincia a essere un po' urticante, proprio perché vi fa sentire la mancanza. Tentate di essere un pochino più pratici e di non badare troppo a sospetti o a cose dette senza interloquire direttamente con il referente affettivo che avete per adesso nel cuore. Sagittario, luna che conforta egregiamente i vostri sentimenti e che tende a farvi avere di più. Una luna che vi ispira a quello che è la vostra attitudine preferita, ovvero il viaggio, il lontano, il movimento, ma soprattutto la presa di posizione a cui non rinuncerete in nessun caso. Capricorno, a proposito di presa di posizione, la vostra oggi è decisamente molto interessante e ambiziosa, anche perché stanno maturando degli accordi importanti e un sì molto determinante si palesa all'orizzonte. Acquario, per voi la luna oggi tenta di fare dei discorsi un po' fuorvianti, ma non rinuncerete alla vostra concentrazione creativa che difenderete a tutti i costi. Quindi non fatevi distrarre da persone che hanno semplicemente bisogno di un po' di attenzione. Voi volete progetti e creatività, e anche in amore oggi esigerete una passione assolutamente degna di un re. Pesci, la vostra giornata oggi prevede un Saturno che tenta in tutti i modi di dialogare anche con chi sapete che il dialogo non è più possibile. È tipico dei vostri gradi zodiacali avere questo spirito amorevole e caritatevole nei confronti delle altrui persone. Eppure oggi dovrete fare delle scelte molto importanti e capire con chi non è il caso di comunicare più. Solo 4 pagine, stampate in economia in un loft di Manhattan. Il 18 settembre del 1851 nasceva il New York Times, quello che oggi con il suo 1.000.000 di copie vendute quotidianamente ed i suoi 31 milioni di visitatori online è il giornale più famoso del mondo. Sarà capitato a tutti di trovarsi in una situazione in cui è necessario prendersi le proprie responsabilità. Per qualcosa di fatto o detto. Sapete qual è l'espressione inglese perfetta per descriverla? Face the music, letteralmente traducibile con affronta la musica. Spia russa, aristocratica ammaliatrice, malinconica e tragica, Greta Garbo è stata intrappolata continuamente in ruoli che detestava, in cui si sentiva soffocare. Il suo essere schiva, oltre misura, la caratterizza sia nella vita che sul set, estremamente protetto e inaccessibile a chiunque, salvo che agli operatori e ai colleghi che recitano con lei. Una tenda nera intorno alla scena la protegge perennemente dagli sguardi, persino il regista deve nascondersi dietro la macchina da presa. E dagli sguardi di tutti si sottrarrà dopo il primo insuccesso nel 1941, allontanando la curiosità del pubblico, l'amore degli ammiratori e l'interesse del mondo intero per la sua figura. Ci salutiamo con la frase del giorno. Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle, significa avere rispetto per se stessi. Vi auguro di saper riconoscere e scegliere ogni giorno le persone che vi circondano. Buona giornata, a domani.